fuori? Devi andare dall'altra parte. Diciamo che è andata bene, dai, questa festa. È andata bene? Sì, è stata una bella manifestazione che ha rappresentato i valori appunto della nostra terra, della nostra tradizione, quindi non lamentiamoci. Vedo che anche Piani ti fa gli applausi. Il signor Davide fa gli applausi, sì, quindi vuol dire che apprezza la manifestazione, come appunto stavamo dicendo. È andata bene. E com'è il club di Pagagna? Sì, allora siamo venuti qua in quel di Dolegnano perché comunque il mio cuore, il mio cuore rimane qua a Dolegnano, insomma, anche se ci siamo sposati un po' verso la alta, diciamo. Verso il Collinare. Verso il Collinare, esatto. Che conta le biele serate? Una biele giornate, dota pues, mangiata, bevuta, ben. Come sempre, come ogni anno. Salam su Muteri. Veramente buono. Passati. Passati. Veramente buoni. Allora siamo all'interno dell'azienda, andiamo a vedere, sono i selfie. Vedete, stanno facendo i selfie. Divertita? Divertita? L'India. Bella serata. Sì, bene, tanto bene. Molto bene. Sì, bene tanto. Cosa hai mangiato, bevuto? Sì, piace il salami tanto. Ah, ti piace il salame? Sì, anche proprio. Che tipo di salame ti piace? Ti senti buono, non c'è sale. Sì, non c'è sale tanto. Sì, piace tanto salami questo. Complimenti. Grazie. Allora siamo digelati che serate? Molto bene, grazie. Come scipi alla grande, no? Sì, qua che la di mangiare di bere, che mogule. Soprattutto? Sono già un po' di anni che le fanno e sempre fatte bene, sempre chiatate bene. Anche lui sei d'accordo? Non senti lì, senz'altro, con lui sì. No, io no, solo fotografare, è buona, e dopo crostare. Ecco qua Angelo del gas, vedi il gas e vieni via, andate bene a Kyrgyzstan. No, ripetimi la domanda. Ho detto, è andata bene anche quest'anno. È andato bene, c'è stato un successo, una partecipazione di qualità e di numeri. È stato un successo perché 95 salami, è stato un onore. Hanno vinto il salame o no? No, non ho vinto il salame, però hanno vinto i migliori, almeno si pensa. Sulla carta. La giuria è stata imparziale, ognuno giudica a uso, a palati e a profumi personali, perché è soggettivo, non è matematica, uno dice 2 più 2 fa 4, lì non è questo, quello il sapore. O no? Allora sta bisogno di Va bene. Grazie. Quando sei sfondati come un civilotto per arrivare via di che roba che Poi siamo venuti qua a mangiare la pasta, no? Con gli amici di Dolegnano. Ti sei trovato bene? Sì. Poi sono le thailandesi. Abbiamo visto. Dunque? Sì. Bene, adesso rientro a casa, la festa è andata in pace. Bene. Amen. Per chi suona il morto chiediamo a te, com'è andata? Ma parco mo bene. Non ti hai acclamato. Ti hai messo, ma questo salame è da cassa secondo me? No, le buone. È più veloce. Ma come l'hai cercato come appena, le buone. Sono feste che bisogna ripetere, no? Mantieni la tradizione. Ma fin qua che la mantenga le poi che buone roba qua, perché il salame e le furlan. E quindi le feste sono furlane se va bene così, dai. Vedo che gli thailandesi stanno apprezzando. No, che non le hai vedute? Le avevi vedute su.
vicepresidente del Villanova che sta facendo l'antidoping, lo vediamo pronto, grazie. Allora, sì, io la titolo la tassa, allora Maurizio non può bevi perché sennò non riprende. Allora, sputi gelato. Buonasera a tutti, dove siamo? Dove ci troviamo? Ci troviamo ad Gaspero, uno dei signori di Dolegnano e del comune di San Giovanni che ultimamente è stato uno dei promotori di questa grande manifestazione del salame. Complimenti a lui e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie e buonasera.